stretti, molto stretti, alba come una mattina, io vorrei averti insieme domattina, perché alba, io sono innamorato di te, però ti prego la prossima volta fatti il bidet. Pronto? Sì? Ecco, il signor Girolamo le ha dedicato questa serenata. Girolamo e poi? Savonarola. Ma via, ma questo è uno scherzo, Ma è di no, cattivo gusto. ma no, alba, alba, alba. Buona giornata. Avevo ragione, sei veramente scialba. No, ma davvero, mamma mia, per carità di Dio, Certo, Filippa sarebbe stato meglio, io avevo già una rima con Filippa, ma si può dire, si può, no, Filippa, non si può, non c'era, ma che rima sarebbe stata, Filippa? Vabbè, ho fatto un altro numero. Pronto? Pronto, sì, è la signora Alida? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Qui è la SIP. La SIP? Sì, Servizio Idilli e Passioni. Cos'è? È un servizio di serenate per telefono. Un signore le vuol dedicare una serenata, noi gliela facciamo sentire e al termine diciamo il nome del signore stesso. Siete sicuri è per me? La signora Alida ha questo numero telefonico, noi non facciamo cognomi ma solamente nomi, solo sui nomi di battesimo. Va bene, ascolti. Sì. Ecco. Allora, serenata per la signora Alida, è pronto? Pronto il cantante? Perfetto. Alida, 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 il mio cuore te lo grida, ti voglio tanto, perché sei un titrombo schianto, perché sei un titrombo schianto, perché sei un titrombo schianto. Alida, c'ha il tocco di Remida, mi ha toccato l'uccello, mi è diventato tutto d'oro, anche quello. Che dice? Pronto? Sì? Ah, buongiorno. Buongiorno. Stavo facendo ascoltare alla signora Alida una serenata che il signor Girolamo le ha dedicato. Sì, e allora? Questo è SIP, Servizio Idilli e Passioni. Cos'è? Servizio Idilli e Passioni. E che sarebbe? È un servizio di serenate per telefono. Una persona commissiona una serenata. Guardi, le serenate se le faccia per lei o le faccio alla sua moglie. Ma il signor Girolamo è innamorato di Alida. Che c'ha il tocco del Remida e mi ha fatto diventare d'oro tutto l'uccello. Ma che gente c'è nel mondo, ragazzi. Ma guarda, l'ho richiamato, sai. Ma ci mancherebbe altro. Certo. Pronto? Lei è il marito di Alida? Senta, ma lei chi è? Oh, io sono uno che lavora alla SIP, Servizio Idilli e Passioni. Sì, ma che lei lavori alla SIP a me non me ne frega niente, io non la conosco. Servizio Idilli e Passioni. La SIP non mi ha informato, quindi lei... La SIP, no, SIP siamo noi, la stiamo informando noi. Lei smetta, perché se io riesco a sapere chi è lei, passa 5 minuti fuori del normale, glielo spiego io, quindi... Facciamo un quarto d'ora, via. 5 minuti soli sono pochini. Lei smetta, dia retta a me. Marito di Alida. Oh, com'è cattivo il marito di Alida. È un po' incazzuto, forse anche un po' cornuto. Pronto? Tirava su, buttava giù, ma che lo so, ma che gente c'è nel mondo, diciamo la verità. Ecco, sì, facciamo un altro numero. Sì. Ma io mi domando, ma come questi mariti, geloso Dalida. Pensa un po'. Ho fatto un altro numero.
numero, sì, ho fatto un altro numero corrispondente al nome di un'altra signora. Sì, oh, che bel nome. Sì, sì, come no? Però se non risponde non si può procedere. Ecco, non si può procedere. No. Peccato, perché mi piaceva, c'avevo una rima subito pronta per questo nome e purtroppo niente. Me la tengo per un'altra volta, un altro nome simile, sai? Cioè me la tengo, poi me ne scordo e poi mi ritorna a mente, come mi ritorni in mente. Miau. No, è la sedia che cicola. Quando io giro, è girevole. Oh, dunque. Fa mio. Ah, beh. Sì. Peccato, sono dei nomi che mi piacerebbero, purtroppo però queste donne le non ci sono, via. No, peccato. Facciamo questo qua. Sì. Facciamo questa. Sì, con tranquillità, con tutta la voglia possibile e immaginabile di dare amore, canzoni, sorrisi e canzoni a queste donne. No, ecco, vediamo questa non c'è. O c'è. Non c'è. O c'è. Non c'è. No. Sì? Pronto, signora Mary? Sì? Buongiorno, qui è SIP, Servizio Idilli e Passioni, un servizio di serenate telefoniche. Una persona le ha dedicato una serenata per telefono. E chi è? Glielo diciamo al termine della breve serenata che stiamo per farle ascoltare. Questa è per lei e al termine le diciamo il nome di questo signore, va bene? Sentiamo un po'. Certo, signora Mary. Mary, ti ho chiamata ma non tu c'eri. Mary, t'ho chiamata proprio ieri. Mary, no tu eri, io lo so che tu eri a letto coi qualcuno che t'ha fottuto un fa rima, non so, ma questo però è quello che so di te. Non fa rima però oggi voglio essere io nel tuo letto a far zin 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 zin. Mary, t'ho chiamata mandotteri. Mary, io ti voglio oggi, domani, sempre e anche ieri. Ero io di tuo letto, te non te ne sei accorta. Ero io che facevo zin zin. Ero io di tuo letto, non tu te ne sei accorta. Ero io che facevo. Sì, perché ho fatto anche qualche scureggino. Pronto? Signora Mary? Ma la Mary è sparita, la Mary, non c'era Mary, e non c'era né oggi né ieri. Ma io la richiamo, sì, tutta questa cosa, e lui andava via e non ascoltava nulla. Che vergogna, no, questo non va bene. Ma come una serenata così dolce, un po' sconclusionata, sì, perché quelle altre invece, no, figurati. Ma te ti rendi conto? Sì. Mary, ieri. Pronto? Signora Mary? Senta, io quando voglio dire cazzate le dico a voce, non per telefono. Ti ho incontrata a Bari, oh cara Mary. Ma come? A Bari? A voce? Anche lui a voce, mi sembra, no? Ha detto a voce, ma non so, pensate... Andiamo da un'altra, perché la signora proprio veramente non ha gradito. E perché non ha gradito? Non lo so perché non ha gradito. È una cosa strana, eppure le donne dovrebbero essere così romantiche da capire, gradire, sì, invece se ne fa un'altra. Ho trovato un altro nome, sì. Ma sì, andiamo da un'altra. Una più degna. Sempre che ci sia. Sì, perché queste donne
l'hanno tutte di fuori, cioè di fuori cervello, no, nel senso, no, fuori a passeggiare, a fare la spesa, lo so, ma che poi sono, ma dove sono? Niente. Io proverei con un signore maschile, sa provare? Sì, dai, ogni tanto per cambiare ci vuole anche il momento gay, sì, perché no? Vabbè, l'orgoglio gay. Telecom Italia, informazione gratuita. Ma come, trovo un uomo, mi dice informazione gratuita? No. Allora proviamo con questo. Sempre un uomo, e yeah. Ecco, fammi fare il numero. Sì. Già. Ma che tu ci vuoi fare? Nulla. Vediamo se questo c'è. Vediamo, sentiamo. Pronto? Sì, pronto, c'è il signor Egidio? No, zio Egidio è fuori Italia. Zio Egidio? Egidio è fuori Italia? Sì. Ho capito, e quando torna? Lui torna verso il 3-4 di giugno. Ah, il 3-4 di giugno, ho capito. Senta, no, perché qui c'era una signorina che voleva fare una serenata al signor Egidio, perché evidentemente si è innamorata di lui. Questo è la SIP, Servizio Idilli e Passioni, è un servizio di serenate telefoniche. Pensava di trovarlo in casa, invece... No. Lui lavora all'estero. Ah, lavora all'estero. Senta, ma se gliela facciamo ascoltare a lei, poi quando torna, lei glielo riferisce? Io lo vedrò verso la metà di giugno. Ecco. Se passa di qui, perché lui non abita qui. Lo zio Egidio? Quando dico zio, lei sta zitta. Lo zio Egidio? È suo zio? No, è mio fratello. Ah, avevo capito zio, scusi, no, prima. Allora, senta, gliela faccio sentire. Comunque, quando torna, glielo dica che è stata fatta una serenata per lui da parte della signorina Clitoride Pazzo, va bene? Quale? Quella nigeriana? Sì, esatto. Perché? Lei sapeva tutto? Ma io so che ogni tanto scrivono qui, ma... La nigeriana, certo, sa com'è quella. Quest'anno è andata male. Quest'anno è andata male perché l'hanno mandato in Arabia Saudita. Ah, ho capito, e lei lo aspettava, infatti. No, gli dico che quest'anno è in Arabia Saudita. In Nigeria, voleva andare in Nigeria, però i lavori erano ancora, non c'era... Ecco, ma infatti lei lo aspettava tanto, in realtà, sa? Sì. È per questo che ha fatto questa cosa, si è servita di questo nostro servizio di serenate telefoniche per fare un omaggio a Egidio, per spingerlo a venire in Nigeria, ma purtroppo... No, per ora no, poi se gli capiterà un lavoro per la Nigeria probabilmente tornerà senz'altro là, perché gli piace di più la Nigeria che dell'Arabia Saudita. Ah, perché c'è la nigeriana, no? Anche. Anche perché, guardi, che è innamorata cotta questa lo so. E poi le devo dire un'altra cosa, è incinta. Sì? Sì? Allora lo fa. Allora lo fa. Lei dice che è stato Egidio. Non lo so. Quindi... A me non me lo dica perché io certe cose, mio fratello ha 50 anni e... vabbè, 50 anni insomma è uguale. Sì, 50 anni certe cose non le dice a me. La nigeriana è più giovane, certo. Lo so. È molto giovane la nigeriana, sì. Comunque senta, io le faccio sentire il tutto, Ma lei da dove parla? No, qui dalla Toscana, no, è una cosa che viene fatta internazionalmente, no? È una cosa che viene fatta in tutto il mondo, quindi noi adesso le facciamo sentire la registrazione di questa nigeriana che ha cantato la serenata per il signor Egidio. Sì, ma poi tanto le parla in inglese, io in inglese no, se l'è scritta in italiano, cioè se l'è fatta scrivere, in qualche modo riesce, sentirà. Ascolti. Sì, grazie. Egidio, sono sull'orlo del suicidio. Se non vieni qui a trombarmi, io mi faccio trombar dai Bantu. Pronto? È andata via. Era la nigeriana. Ma ora, per trovare la nigeriana c'è forse bisogno di andare in Nigeria oggi come oggi? C'è bisogno di andare in Nigeria? Dico io, Faccio trombare da Bantu.
Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il